Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina. La Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per i 27 indagati dell'operazione Pandora, frutto delle indagini dei carabinieri su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata e episodi di corruzione al comune di Tremestieri Etneo. Tra i 27 c'è anche Luca Sammartino. Arrivano i primi risultati dalle perquisizioni disposte ieri dalla DDA di Palermo nell'ambito delle indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro in un complesso immobiliare di Mazara del Vallo. È stato infatti fermato Giuseppe Di Giorgi, di 49 anni, sospettato di favoreggiamento. E Francesco Curcio, il nuovo procuratore capo di Catania, è stato nominato dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, attualmente procuratore di Potenza. Curcio ha ottenuto 13 voti, superando di uno l'aggiunto di Catania Francesco Puleio. In occasione del 32esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, domani all'interno dell'ufficio scorte della Questura di Palermo si terrà la deposizione di corone d'alloro alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani. E chiudiamo con la storia di una giovane e coraggiosa ragazza di origine nordafricana che ha denunciato i suoi genitori per maltrattamenti all'Ercara Friddi, nel Palermitano. Questi infatti non volevano che lei proseguisse gli studi e avrebbero cercato di non farle addirittura sostenere gli esami di maturità. Per loro è scattato il divieto di avvicinamento alla ragazza. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.